Insieme al governo di Lega e 5 Stelle sfumano le garanzie fornite dall'ex premier incaricato Giuseppe Conte ai risparmiatori rovinati dal crack delle popolari venete. Le associazioni che li difendono avevano accolto positivamente l'impegno a erogare quanto prima i risarcimenti previsti dal fondo istituito dal governo Gentiloni. Ora si torna all'incertezza con la spada di Damocle dei crediti protestati sospesa su centinaia di aziende. Il problema sta in questi termini. Ci sono imprese che hanno avuto degli affidamenti costrette o indotte a comprare delle azioni che oggi non hanno valore, quindi questa garanzia si è sgonfiata. A fronte di questa perdita di garanzia, la banca intesa in questo caso, tende a chiedere il rientro. Senza una rapida erogazione dei fondi, ricordano dal Codacons, potrebbero scattare i pignoramenti che bloccherebbero l'attività di queste aziende, un'eventualità da scongiurare ad ogni costo. Abbiamo chiesto, di concerto anche con la Regione, che chi avanza dei soldi dal fondo non possa essere oggetto di esecuzione, perché fino a quando il fondo non gli restituisce i suoi soldi, lui non è in grado di soddisfare il fido per il quale viene fatta l'azione, il decreto ingiuntivo. L'appello è ai prefetti del Veneto perché attraverso una loro mediazione si giunga a un accordo in attesa che i risarcimenti vengano effettivamente pagati. La richiesta delle associazioni è quella di una moratoria sui decreti ingiuntivi. Tutti coloro che avanzano soldi dal fondo come da domanda presentata potranno avere la sospensiva del decreto ingiuntivo in attesa che il fondo accrediti i soldi. In questa maniera non c'è nessun fido da creare, nessuna garanzia fidi, nessuna disponibilità di risorse, perché l'operazione è di semplice sospensiva del decreto. Arrivati i soldi dal fondo, con quei soldi si paga il decreto.